Scusa, da quale punto panoramico posso vedere la Valle del Chiampo? Vieni che te lo dico. La partenza è la stessa della cascata di Papalini. Ti ricordi quel video? Oggi ti racconto un nuovo capitolo. Parto da Ferrazza e seguo la strada sterrata che sembra abbracciare il torrente. Il profumo intenso del bosco accompagna ogni passo fino ad arrivare al capitello con la fontana e quindi alla Contrà Papalini, dove non puoi assolutamente perderti i due magnifici affreschi. Un breve tratto in salita ed eccoci al bivio. Se hai visitato la cascata di Papalini saprai che da lì si deve a sinistra e ne vale davvero la pena. Ma oggi seguo a destra verso Marana. Poco dopo incontro la Calcara. Sai a che cosa serviva? Te lo spiego nella didascalia. E poi due ruderi di stalle fienili. Penso che fino a pochi secoli fa chi viveva in questi luoghi dipendeva dai frutti della terra. Arrivo a Contrapozza, un posto che adoro, e due cagnolini mi accolgono con gioia proprio davanti all'antico oratorio che è tenuto davvero in modo impeccabile. Superata la Contrà, devio sul sentiero e si apre un bellissimo panorama a 360 gradi. Le piccole Dolomiti sono un po' innevate e proprio davanti a me intravedo la croce. Sono sul motto del Zancon, nel comune di Crespadoro. Oggi la visibilità verso la valle non è delle migliori, ma il panorama che mi circonda è incredibile e abbraccia l'alta valle del Chiampo. Per altre info trovi tutto nella descrizione.